cresceva più veloce del tempo. La sua voce si perfezionava sempre di più. A 18 anni, con una valigia piena di sogni, arrivò a Napoli. E così cominciò il suo viaggio tutto in salita. Più di 1 milione di copie vendute. 50 milioni di visualizzazioni sul web. Infinite strette di mano e fotografie. Tutto questo, un solo nome, una sola voce. L'unica voce, Tony Colombo.